Da dove siete arrivati in bici? Da Brusegana. È la prima volta che vi muovete? La prima volta dopo 3 mesi, 2 mesi quasi, che non ci siamo mossi e abbiamo detto proviamo ad andare a fare un giro in bici. E che effetto le fa? Non so, come una rinascita, perché per noi venire in centro era, per me in particolare, era abbastanza importante, era un momento di evasione. Ritorno nelle piazze dopo la quarantena, una boccata d'aria per i padovani che nel rispetto della nuova ordinanza regionale si muovono all'interno del comune. Da San Giovanni, qui vicino. Spero vada bene anche perché ai supermercati hanno la verdura e la frutta carissima. Ero abituata a venire sempre qui e quindi mi sono azzardata un po' con la bici piano piano. Ordinato l'accesso al mercato di Piazza delle Erbe regolato con un'unica entrata presidiata. È iniziato adesso, a dire il vero, forse anche la giornata non ha invitato all'uscita, però tutto sommato la gente si sta comportando bene, mantiene le distanze, porta pazienza e collaborativa. Ordinati anche gli spostamenti sotto il salone. Io vengo in bicicletta sempre dal lavoro e diciamo già anche ieri mattina c'era un po' più gente, non da creare grossi assembramenti ma un ordinato, cosciente come che deve essere. Il periodo è quello che è, di conseguenza sono fortunata che portando le spese a domicilio mi salvo con quel sistema là, ma come il resto. Ora di pausa pranzo, in centro Liston semivuoto stranamente, coda davanti al supermercato. Sedie impilate rigorosamente una sull'altra, serrande abbassate, nessun tavolino. La tradizionale ora dello spritz è spenta a Padova, anche nei locali più celebri, chiusi come i tanti negozi che affollano le vie della città. Ero anche curiosa di vedere i negozi aperti, i negozi chiusi, le attività come erano. È abbastanza impressionante comunque vedere fuori tutto in diversi posti o negozi che prima erano aperti.